Studiavano i piani nei minimi dettagli, professionisti dei furti, 31, i colpi contestati, una ventina fra Rovigo, Venezia e Ferrara, una decina tra Padova e Treviso. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo e dell'aliquota operativa della compagnia di Adria è scattato nelle ore scorse. In manette sono finiti 3 albanesi, 43, 41 e 34 anni, residenti a Milano, Modena e Pavia. In queste città i loro covi. Da qui partivano e in una notte transitavano almeno in 2 province mettendo a segno almeno 3 o 4 colpi. Alla banda sono state contestate anche 2 rapine improprie. Durante i furti si sono trovati di fronte i proprietari ed hanno reagito per guadagnarsi la fuga. Prese di mira case e appartamenti, svaligiate con perizia, rubavano di tutto, dai monili in oro, oggetti di valore, denaro. Utilizzavano un'attrezzatura professionale fatta di targhe false, auto sportive e veloci, ricetrasmittenti, flessibili di ogni misura ed un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. Non si facevano mancare nulla, ma sulle loro tracce da tempo c'erano i militari dell'Arma. Le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo sono scattate lo scorso novembre. Gli accertamenti sono tutt'altro che terminati. La lista di assalti potrebbe essere ben più lunga. La banda ha colpito infatti in tutta Italia, nel Veneto ma anche in Lombardia e in Emilia-Romagna. Uno dei 3 della banda, il 43enne, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Brescia, dove si trova già detenuto per altre analoghe accuse. Gli altri 2 arresti invece sono scattati nelle rispettive abitazioni dove gli indagati sono stati rintracciati all'interno di un garage nell'Interland milanese che veniva utilizzato dalla banda come magazzino oltre che come deposito per le auto utilizzate nei raid. I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 19.000 euro in contanti, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro, oltre a tutta l'attrezzatura utilizzata per gli assalti.